Olè! Le rosette sono perfette per la Pearà. Mamma tagliava il bollito, Pearà, e lì era sempre festa, diciamo, la domenica. Ciao ragazzi, avete presente quando si dice che il posto inteso come emozioni non lo fa la location ma la compagnia? Beh, io credo che lo stesso concetto valga anche per i locali, perché fare la differenza, d'accordo ai fondamentali, d'accordo alla qualità del cibo, dell'accoglienza, è anche lo spirito che anima quel locale. Ed è per questo che oggi sono venuto a trovare Gilberto qui ad Affi, dove 27 anni fa aprì questo wine bar, dove il vino effettivamente c'è, il bar anche, ma c'è qualcosa di più, qualcosa che va molto più in là e che scava anche un po' nel profondo. Tanto però partiamo dal cibo, o meglio, dalla tradizione. Senza tradizione non abbiamo futuro. Quindi bisogna ricordarsi che noi siamo cresciuti con la domenica, col bollito, la Pearà, i tortellini in brodo fatti in casa, okay? Con le mie sorelle, che mia madre, che si mettevano lì a fare le tagliatelle, eccetera, eccetera, l'impasto. E dopo, una volta mangiato il bollito che rimaneva, si faceva la polpetta, cosa che noi abbiamo. Abbiamo le polpette del giorno dopo, quindi fatte con la carne del giorno prima, e il bollito della domenica. Quindi bollito fatto con la copertina, la lingua, la testina, il codeghin, ovvio. E adesso Michele ha voluto metterci anche la guancia. Per impreziosire? Sì, perché ha detto che secondo lui è anche una cosa che ci sta. Quindi vedi la tradizione con un'evoluzione. Ma perché il forno? Allora, il forno perché una volta si metteva la carne nel pentolone a bollire, no? Per fare il famoso bollito. Adesso l'acqua si usa ancora, però noi lo usiamo sotto forma di vapore. Diciamo, usiamo la tecnologia, ma pur mantenendo i sapori che ci contraddistinguono nel bollito, quelli della nonna, per capirci bene. Il vantaggio della cottura di questo tipo, diciamo, noi mettendo sotto sacco le carni, tutti i succhi della carne rimangono all'interno, diciamo, del sacchetto, perciò meno male poi io mettendoli in bagnomaria per il servizio la carne non va a rovinarsi, è come se fosse appena tirata fuori dalla pentola, tagliata e messa nel piatto. Questi sono i sapori quando la domenica ci si trovava a casa, adesso forse un po' meno, però in certi casi anche oggi. Ti svegliavi con l'odore della Pearà, del brodo, diciamo, poi tutti assieme a tavola, mia mamma tagliava il bollito, Pearà, e lì era sempre festa, diciamo, la domenica. Si sente ancora questo clima di festa tra gli ospiti che vengono qui? Oddio, intanto lo sentiamo noi anche stamattina facendo la Pearà, già lo sentivo, e poi arrivano già con l'ansia, è già qualche giorno che chiedono ma il bollito arriva, soprattutto la domenica poi, anche perché è un po' impegnativo da fare a casa, allora giustamente il cliente ama essere coccolato e trovare quei sapori e che noi cerchiamo di farli trovare nel miglior modo possibile per fare scoprire, insomma, anche le persone di una certa età poi, ma anche i giovani che magari non sono abituati a queste tradizioni, insomma. E questa è la parte carne del bollito, con i tagli selezionati, scelti quelli giusti, tipici insomma, per preparare uno dei piatti più caratteristici della tradizione culinaria veronese. Ma ovviamente non deve mancare la Pearà, che il grande Berto Barbarani definì una gran invenzione. E Gilberto, per prepararla, si affida dal canto suo a un gran panettiere.
Allora, io ho un amico panettiere che si chiama Wilson, lui è nato panettiere, papà, mamma panettiere, nonno panettiere, e sono andato a trovarlo, adesso vado ogni settimana a prendere le rosette e macinarle, perché la Pearà fatta con le rosette, la rosetta ha un vantaggio che è fatto con farina e sale e acqua, non c'ha grasso e quindi è perfetta per fare la Pearà. Questo è il segreto. Quindi il segreto qual è? La storia, la tradizione, come si diceva prima, no? Brodo, miola, pear e pan grattà, e lei è la ricetta per fare la Pearà. Ma torniamo al locale e a Gilberto, che molti conoscono perché molti sanno che ama il buon cibo, ama il buon vino e ama quel momento sacro che lui considera tale dello stare insieme, ovvero il mangiare a tavola. Ecco perché questo non è un wine bar qualunque, c'è un qualcosa di profondo che scava nell'animo suo e forse anche delle persone che vengono qui. E a volte, soprattutto in questo periodo, diventa anche un animo nobile. Quando ho compiuto 20 anni, ho scelto 100 nomi di miei clienti, che non sono i clienti, diciamo così, quelli storici che hanno contribuito all'azienda, ma no, sono gente che ha lasciato un messaggio, anche se è venuto un giorno. Per me quel giorno lì è stato sufficiente per ricordarmelo e mettere il suo nome sul bancone, sul retro della sedia, quindi personalizzata una sedia, oppure sopra qualche mobile che noi abbiamo qua in questo locale, no? Alcuni non sanno neanche di averlo, e alcuni hanno scoperto questo e sono orgogliosi, si sono fotografati davanti al loro nome, pubblicizzando questa storia. Perché hai dato valore a questa iniziativa? Non è un valore, per me è fare una cosa per avere un significato di lavoro. Non è che io non sono un imprenditore, non perché devo guadagnare un sacco di soldi, devo vivere bene, in maniera serena, con i miei collaboratori e con i miei clienti. I clienti che apprezzano questo hanno ragione di venire da me a trovarmi. E cos'è che fa la differenza? Tutto un insieme di cose, non una cosa sola. Ci sono tante ragioni. La location, l'atmosfera, la situazione, i personaggi, i miei collaboratori che hanno sposato, venendo a lavorare qua, hanno sposato la filosofia, usando la loro personalità. Questa è la realtà di un locale. Questo vuol dire dare impronta. La persona, al centro. Certo. Ma alla fine, Gilberto, insomma, che cos'è che fa davvero la differenza? Allora, diciamo pure questo. La qualità c'è. Ah, sì. Questa è qualità, ok? L'atmosfera c'è. Michele c'è, che da sempre prepara questi piatti così straordinari. Quindi? Cos'è che manca? Cos'è che non c'è, che non si vede? E dobbiamo riprenderlo e socializzare, ancora trovarsi insieme e stringerci la mano, mangiare insieme, condividere. Certo. Lo stesso piatto. Non è mica difficile con sta roba qua, eh. No, esatto. Quindi adesso possiamo, Michele, fai tutto. Sì, perché altrimenti qua si raffredda, si raffredda tutto. Mangiare, Vedi che Michele è concreto. Lo so, Michele è unico. Ciao ragazzi. Viva il bollito e viva la voglia di stare insieme. Sì. Grazie Gilberto, grazie Michele e ci vediamo alla prossima cantierata. Vai. Ok. Ma la testina, guarda che roba, mamma.